La fine di una storia. È scritto nello stesso salmo che la gioia viene al mattino. Non si rimuove un lutto, ma lo si può trasformare in altro. In un certo senso anche quella morte alla croce, la sepoltura, ha determinato anche una resurrezione alla quale tutti ancora oggi crediamo, come se fossimo stati lì, dei testimoni oculari degli eventi di Gesù. Crediamo infatti che sia avvenuta perché negarla, quella risurrezione, significa rinunciare al proposito di Dio per noi. Perciò senza risurrezione non c'è salvezza, non c'è vita, ovvero salvare quelli che credono. Anche quella situazione di lutto è stata trasformata in gioia, speranza e in danza. I salmi nella loro interezza sono caratterizzati da diversità e sono destinati alla comunità credente che confessa ciò che crede e vive in attesa
di una piena liberazione. Di fatto, qual è lo scopo della vita umana? È una domanda che ci poniamo spesso. Perché esisto? Perché sono qui? Perché anche sono qui questa sera, in un certo senso. Sono al mondo per volere di altri, questo è vero, i nostri genitori ci hanno desiderato, ma ciò che faccio, ciò che credo, dipende dalle mie scelte. I salmi rispondono pertanto alle nostre istanze, insegnandoci che è necessario essere in comunione con Dio, conoscere come entrare in relazione con Lui e di gioire con Lui insieme a tutto ciò che ha creato. Questo periodo è anche un periodo di riposo, alcuni sono in ferie, altri sono in partenza, qualcuno sta rientrando, ma che bello poter glorificare Dio in ogni circostanza della nostra vita, in ogni momento, in ogni situazione nella quale siamo. Ogni creatura che respiri loda il Signore, e non solo la domenica mattina, ben venga quello. Ogni creatura che respira loda il Signore. Si potrebbe anche dire loda il Signore, così potrai respirare. È un gioco di parole. Loda il Signore, così potrai respirare. Questo per dare senso a questa vita con Dio. Tutto un altro effetto. Lo faresti se ti venisse tolto il respiro? Penso proprio di sì. Vorrei respirare, vorrei vivere. Allora loda il Signore. Tanto per dare un senso e una direzione alla nostra vita. Se potessi accompagnarvi tra i luoghi di culto privilegiati da Israele, tra le tende del tabernacolo o l'edificio del Tempio costruito da Salomone, sicuramente avremo degli echi di questi canti, le loro melodie, i loro testi che venivano dedicati al Signore. Perfino gli strumenti musicali sono stati costruiti appositamente, accordati appositamente, affinché ci fossero delle armonie. Quando si è innamorati di qualcuno come Lui, anche le nostre parole cambiano, l'atteggiamento è diverso e si crea la musica, si compone la musica, si vive la musica. Mi piace sottolineare anche le pause. Avete visto nei salmi che c'è scritto pausa? E mi sono sempre chiesto che significato ha quella pausa, fino a quando non mi sono ricordato che significato ha una pausa nella musica, o che significato hanno le pause nelle nostre conversazioni. A volte facciamo pausa. Quanto è importante una pausa, anche quando dialoghiamo. È un silenzio controllato, la pausa. Non è un vuoto, crea delle aspettative di una ripresa della conversazione. Così lo è nella musica e nei salmi, suscitare nuove emozioni. E anche quando siamo smarriti, quando siamo nel dramma degli eventi più difficili della nostra esistenza, quando non comprendiamo ciò che Dio permette nella nostra vita, c'è un luogo, un riparo, ove trovare conforto e protezione. E lì andremo al Salmo 73, versetti 16 e 17, e il salmista dice così: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Si entra nel santuario anche quando non vogliamo entrare. A volte si cade, si fallisce l'obiettivo. Meglio che non vado. A volte ci è capitato di dire meglio che non vado in chiesa. Che ci vado a fare? Meglio che rimango a casa. Sarei un ipocrita ad andare in chiesa o andare alla presenza del Signore. Ma la domanda è: come vediamo Dio? Lo vediamo secondo la nostra ottica, il nostro modo di pensare, o per quello che è veramente Dio? A volte lo vediamo diverso da quello che è realmente è. E come si presenta al suo popolo? È scritto proprio al versetto 1 dello stesso Salmo. Certo, dirà l'autore, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ecco come si presenta Dio, come un Dio buono verso quelli che sono puri di cuore.
allora la sua bontà non sarà mai tolta, anche quando non la vediamo e non la sentiamo. A volte la vita ci porta a perdere persone o cose non trovando delle spiegazioni adeguate, e finché non entriamo nuovamente nel santuario, che simboleggia la presenza di Dio, possiamo allora ricordare, riconsiderare il rapporto che abbiamo con Lui, perché rimane fondamentalmente buono, anche quando ci ferisce, non lasciandoci in quella condizione. Quando entriamo in quel santuario, quando entriamo nella chiesa che frequentiamo portando questo versetto nella nostra realtà contemporanea, troveremo altri che stanno lottando insieme a noi per le stesse questioni. Questo è la chiesa. Ci sono persone che lottano insieme a te. Quando entriamo percepiamo di essere all'interno di un luogo protetto. Quando entriamo i nostri pensieri vengono riorientati. E il finché, come dirà l'autore, non sono entrato, significa anche che bisogna fare qualcosa che ci porti lì. E per entrare, sapete che bisogna fare? Bisogna alzarsi, bisogna decidere di andare, bisogna fare qualcosa, uscire da certe situazioni e mettersi in cammino. Ecco perché il Signore ha pensato anche a dei canti di pellegrinaggio, perché proprio quando ti alzi inizi a camminare, anche il cervello si libera da tante catene. Volete far muovere il cervello? Fate muovere le gambe. Abbiamo ricordato nei precedenti incontri come la determinazione degli amici del paralitico ha permesso loro di farsi forza per superare lo sbarramento della folla. Hanno dovuto scoperchiare un tetto correndo dei rischi perché volevano entrare in quel luogo dove era Gesù. E anche domenica scorsa, nel sermone ultimo, abbiamo riflettuto su alcune azioni risolute da effettuare nella responsabilità di compierle, sbarazzandovi di ogni cattiveria, malizia. Vi ricordate? Desiderate, appetite il puro latte spirituale. E si riconosce il latte buono da quello che non lo è. E quello che non lo è, come diceva Gaetano, lo si vomita. Perciò siamo chiamati a fare dei passi, delle scelte, ad alzarci. La fede ci spinge ad entrare, la fede ci spinge a non rimanere fermi, la fede ci spinge ad affrontare le nostre circostanze, ma la bellezza di questo cammino è che siamo nella compagnia di Dio. Pertanto vorrei invitarvi questa sera ad un pellegrinaggio virtuale. Conosciamo questo termine anche perché indirizza ad un viaggio collettivo verso una destinazione ben precisa. E infatti i salmi ci insegnano anche a camminare e ci offrono anche una direzione del cammino. E mi riferisco alla sezione che va dal Salmo 120 al Salmo 134, sono 15 canti e sono dedicati a vari viaggi che facevano verso Gerusalemme per celebrare delle feste che Dio aveva comandate che fossero osservate. E mi immagino quante volte Gesù con i suoi genitori abbia fatto questo stesso viaggio per andare a Gerusalemme. Sono chiamati anche canti di ascesa, in quanto è da tener conto anche che la vita ci presenta delle salite, delle difficoltà, anche dei traguardi, e soprattutto il viaggio era anche un viaggio in salita, perché Gerusalemme era in altura. Pertanto questa sera vorrei farvi conoscere la linea di partenza. Immaginate che questo viaggio debba iniziare da qui e c'è una linea di partenza virtuale. Salmo 120, versetto 6 e 7. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. È una linea di partenza un po' particolare perché ci fa vedere una tensione e una presa di coscienza della realtà in cui viviamo, che è caratterizzata dalla mancanza della shalom, ovvero della pace, nel momento in cui le nostre vite sono impegnate per fronteggiare questa tensione. Dio promuove due azioni di comando verso questa umanità. Egli regna con i suoi figli e governa con tutti gli altri.
ovvero coinvolge in un progetto coloro con i quali vuole regnare, che sono i suoi figli, sto dicendo che ci rende utili per essere di benedizione in un contesto di conflitto. Nello stesso tempo governa su tutti gli altri, perché tutto ciò che accade è sotto il suo controllo. Pur sapendo che siamo in un contesto di guerra, possiamo fare in modo che si garantiscono equilibri per il bene comune. Sulla tua linea di partenza c'è una bella battaglia, c'è un bel conflitto che dovrai gestire. È scritto: io sono per la pace, ma quando parlo essi sono per la guerra, io sono per la pace. Quindi c'è una presa di coscienza, c'è una responsabilità individuale, io sono, è un impegno personale. Noi abbiamo una fede confessante che promuove iniziative che favoriscono la pace, relazioni, incontri, inclusione. Com'è cambiata la nostra vita nel momento in cui abbiamo conosciuto il Signore? Infatti abbiamo letto e scritto: l'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Allora penso a Paolo Apostolo, al Saulo da Tarso, che in qualche modo ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. Da persecutore, uomo che gestiva e generava conflitti, a uomo di Dio che promuoveva inclusione. E penso a quelle tante lettere che lui ha scritto per includere i due grandi popoli, giudei e greci. Quanto lavoro ha fatto Paolo per includere, perché ci fosse la shalom tra il popolo di Dio. È forse cambiato qualcosa nella nostra era? No, perché i conflitti ci sono ancora, sono anche probabilmente peggiorati. La nostra responsabilità su questa linea di partenza è promuovere la shalom. Qualcosa possiamo fare. Il Salmo 120 di fatto traccia una linea di partenza dalla quale tutti siamo chiamati a partire. E se siamo partiti, allora dovremmo, immagino, avere anche un equipaggiamento adeguato al cammino, le scarpe, dei vestiti particolari, come anche le garanzie di non essere mai soli in ogni circostanza nella quale saremo a trovarci. Allora il Salmo 121, quindi il successivo, ci dice qualcos'altro. Quindi siamo partiti, ora che siamo partiti chiaramente dobbiamo sapere delle cose. Cosa vogliamo sapere? Alzo gli occhi ai monti. Puntini, puntini, puntini. E mi sono immaginato, chissà cosa avrebbe voluto ancora dire con questi puntini, puntini. Però sappiamo già qualcosa. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Il Signore garantisce vigilanza. I nostri sforzi non ci porteranno molto lontano. E proprio quando ci si arrende totalmente, questa è anche la mia recente esperienza, è il momento in cui arriva una forza supplementare, si esce dall'angolo del ring e si riprende il combattimento. La vigile cura di Dio è verso coloro con i quali e attraverso i quali Egli regna. Anche qui la nostra fede è confessante, come abbiamo visto anche nel Salmo precedente, affermando che il mio aiuto viene dal Signore. E questa è una confessione di fede. Il mio aiuto viene dal Signore. Amen. È così. E meno male che c'è questa speranza, questa determinazione, questa fede risoluta. Stiamo dicendo che ci fidiamo di Lui anche quando i nostri piedi vacillano. È una presa di coscienza caratterizzata da una forte convinzione, potendo contare su un'azione risoluta di Dio nel preservarci lungo il viaggio. Il loro viaggio era di centinaia di chilometri dalle loro abitazioni verso Gerusalemme. Ma cosa sarebbe accaduto nel tragitto? E chi lo sapeva? Non c'erano le previsioni del tempo, non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, c'erano le imboscate, c'erano gli animali selvatici, quante situazioni complesse. Quali difficoltà sconosciute avrebbero incontrato? Beh, Gesù avrebbe detto ai suoi discepoli che sarebbe andato via da loro, ma non li avrebbe lasciati soli, garantendo la presenza e l'opera dello Spirito Santo, realtà fruibile per tutti coloro che credono, anche per te questa sera.
Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 7, eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, dirà Gesù, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. È Gesù che dice la verità su se stesso e su di noi, dice la verità dell'impegno che ha preso per noi e con noi andando alla croce, caricando su di sé il nostro peccato, affinché potessimo essere inclusi in questo pellegrinaggio non privo di difficoltà. Sapeva anche che in questo distacco sarebbe stato necessario una presenza garantita dalla persona dello Spirito Santo. E il Salmo conclude con delle conferme di un aiuto concreto, caratterizzato da questa affermazione. Dice proprio così: il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. E questo è un altro amen. Ora e sempre. Gli impegni che Dio prende con noi sono per il nostro presente, qui ed ora, e sono per sempre. Una realtà dove tutto ha un inizio e una fine, e con Dio ci potrà essere solo un inizio. Perciò, se vieni a Cristo, se credi nel Signore Gesù, ci sarà solo un inizio e non una fine. Abbiamo individuato un punto di inizio di questo pellegrinaggio, poi abbiamo ricordato che c'è una protezione speciale assicurata da Dio attraverso gli elementi della redenzione adempiuti da Gesù Cristo e la conseguente presenza dello Spirito Santo. Ora transitiamo in un ulteriore elemento che dà forza alle nostre vite. Stiamo parlando della comunità e delle liberazioni che Dio compie nelle nostre vite. Salmo 122, quindi il successivo, versetti 1 e 2, mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore e i nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. C'è ancora qualcuno che possa dire andiamo alla casa del Signore? C'è ancora qualcuno che crede ai suoi benefici? Abbiamo bisogno di persone così. Abbiamo bisogno di persone che ci dicono vieni con me, dai, alzati, e sgrulla un po' la nostra vita, da un colpo. A volte ci perdiamo nel cammino della fede, perdendo stimoli a causa di varie situazioni di scoraggiamento che possiamo subire. Davide ha anche sperimentato una separazione da quei luoghi a causa di una persecuzione anche familiare. Quanto desideravo, ricordo, e lui fa appello alla memoria per non dimenticare quei momenti col Signore, però in quella circostanza, in quel momento non c'era la possibilità. In fin dei conti non sai quello che hai fino a quando non lo perdi. E questo è anche un dramma. Non sai quello che hai fino a quando non lo perdi. Capita di perdere qualcosa o qualcuno e solo allora comprendi il loro alto valore. Il testo ci dice che potrai rallegrarti di nuovo nel momento in cui ti viene restituito ciò che hai perso. La comunione con i tuoi fratelli potrebbe essere un bene di gran valore che possiamo perdere, e sapere che qualcuno ti dica andiamo. Ma quanto è importante questa parola? Andiamo. Comunità, liberazione. Liberazione dalle tue catene, dai tuoi momenti difficili della vita. Ci consente di rimetterci in pista. Siamo ripresi al margine di quella strada che aveva fatto arrestare il nostro cammino. La forza della comunità è quella che costruisce altre sicurezze nella nostra vita. La forza di una relazione è quella che ci consentirà di riprendere a vivere. E c'è bisogno di incoraggiare gli altri a ripartire. Che ci sia sempre qualcuno pronto, determinato a dire al più debole: andiamo alla casa del Signore. Capita che non sia più desiderio di andare. Andiamo alla casa del Signore, perché nel momento in cui questo accade, allora ci fermiamo a contemplare quello che abbiamo perso e che abbiamo potuto nuovamente ritrovare abbondantemente. Altro tema ricorrente in questi salmi di pellegrinaggio è che possiamo ricordare anche le benedizioni dell'alleanza. Vorrei concludere questa prima parte della nostra riflessione
sui salmi di pellegrinaggio, su alcune considerazioni che possiamo fare sul Salmo 127 che vorrei leggere integralmente. Canto di pellegrinaggi, proprio scritto primo versetto di Salomone, qui sappiamo anche chi è l'autore. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. E se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra, non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Chi più di Salomone avrebbe potuto dire qualcosa in merito alla costruzione del Tempio, caratterizzato da ingegnosità, bellezza, che avrebbe assicurato la presenza di Dio in mezzo al suo popolo? Chi sta scrivendo sa di che cosa sta parlando. Il Salmo è di fatto una radiografia di una vita che potrebbe essere inutile, irrequieta e che non porta frutto. Ci sta avvisando che non sia la nostra vita inutile, irrequieta e che non porti frutto. Oppure essere trasformata in una vita che ha significato, che sperimenti la shalom e che porti frutto alla gloria di Dio. Allora ripartiamo un po' da capo e ritorniamo a quel Salmo 1. Quale strada abbiamo intrapreso quando abbiamo attraversato la porta del Salterio, che è proprio nel Salmo 1? Immaginatela come una porta. Tu entri e devi capire dove vuoi andare, le due vie. Da quale passione siamo stati animati nel nostro cammino? È scritto proprio in quel Salmo: beato colui che ha trovato diletto, dirà il testo, piacere, passione nella legge dell'Eterno. Questa è la passione. Essere appassionati di stare nella legge dell'Eterno. Pertanto Salomone ci propone una ricerca di senso per la nostra vita affinché sia spesa bene. In fin dei conti, tutti vogliamo realizzare 3 obiettivi nella vita: costruire, vogliamo sicurezze e infine crescere una famiglia. Questi sono tutti e 3 gli elementi che troviamo in questo Salmo. Sono come pilastri che reggono la nostra ricerca di senso. Come finalizziamo questi obiettivi? Insieme a chi raggiungiamo questi obiettivi? Forse immaginiamo di fare tutto da soli? Si può costruire e conservare. Si può costruire e proteggere potendo essere sicuri solo quando integriamo alla nostra vita la presenza e l'azione di Dio. È una tensione che viviamo ogni giorno per non fare esclusivo affidamento su noi stessi. E quando osservi le persone a fine vita, capisci e comprendi o la disperazione o la speranza. Quando c'è disperazione è perché si sono afferrati solo a quelle cose lì. E quando queste cose ti vengono tolte perché la vita ti dice che te ne devi andare, allora vedi il volto completamente devastato. E invece puoi vedere anche un volto che può vivere, avere speranza anche quando quelle cose vengono tolte, perché possono guardare al Signore. È più facile agitarsi che rimettere quell'agitazione e farla riposare in Dio. È più istintivo essere sopraffatti da preoccupazioni piuttosto che aspettare da Dio le sue risposte. Vegliare sì, ma senza perdere di vista il fine delle nostre azioni, affinché possiamo rendere grazie a Dio in ogni cosa. Non siamo forse, come dicevo prima, ad una ricerca di senso, a una ricerca di una vita che abbia significato? Beh, allora andiamo in Efesini, capitolo 2,
versetti da 8 a 10. Infatti, dirà l'Apostolo Paolo agli Efesini, è per grazia che siete stati salvati. Come dire, mettiamo subito la firma. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, affinché siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Allora comprendiamo subito che per costruire ciò che vale la pena essere edificato, vegliare su ciò che veramente conta, è necessario integrare una relazione che è da ricevere da Dio stesso come dono nella presenza di Gesù, cogliendo i benefici della sua opera. Infatti, dirà l'Apostolo Paolo, è per grazia che siete stati salvati. Ricordatevelo che siete stati salvati per grazia. Come abbiamo anche visto, la fede è anche un'azione risoluta che ci spinge nel desiderio di andarla a cercare per poi poter sperimentare vite pienamente appagate, costruendo e vegliando su ciò che conta, che vale, e soprattutto sperimentando le conferme di Dio che quei progetti affidati sono stati già preparati per noi. Quello che Dio ci fa fare lo ha già preparato. Non è forse una risposta ad una esistenza caratterizzata da uno scopo? Se sono state precedentemente preparate, significa che la casa che Salomone ha costruito seguiva integralmente le indicazioni di Dio che gli hanno consentito di dire: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Allora, concludendo, possiamo dire che il Signore desidera che ci impegniamo a costruire, ma nel modo in cui lo ha pensato, in modo tale che non saremo mai soli. Continueremo ad interagire insieme questa sera nei locali di Via Croazia a Udine, al fine di cogliere ulteriori spunti di riflessioni in merito a questi salmi di pellegrinaggio. Pertanto a chi ci segue a distanza auguriamo una buona serata e benedizioni dal Signore, che questa parola che in qualche modo questa sera abbiamo voluto ricordare, considerare o comunque esaminare insieme possa portare del bene alle vostre vite nel continuare qui in presenza questa sera con alcune domande, alcune considerazioni sul resto dei salmi che non sono stati trattati da questa meditazione. Perciò il Signore vi benedica e ci aggiorniamo al prossimo appuntamento.